Beh, con Armonias, cari amici di Tele Sardegna, stiamo facendo insomma un lungo percorso insieme e stiamo un po' scavando intorno a tutte le iniziative che propongono delle musiche interessanti nella nostra isola e infatti siamo arrivati, come dire, ad entrare dentro un progetto che per la seconda volta, per la seconda annualità si presenta nel nostro territorio e ha un respiro molto ampio intorno alla world music e non soltanto. Bogues e Cordas, o Cordas e Bogues, ma meglio Bogues e Cordas, così è il titolo originale che ci porta insomma insieme agli strumenti musicali a corda, quindi tutto come dire, quella produzione di cordofoni, ma anche le corde vocali, quindi tutto l'apparato fonatorio che diventa, che si mescola intorno a queste sonorità. Un progetto che è arrivato alla seconda edizione, sono con uno dei due direttori artistici e ideatori insomma, di questo progetto, Raul Moretti, che insieme a Beppe De Tori, che incontreremo insomma, più tardi nel corso della nostra trasmissione, cercheremo di raccontare insomma, questo progetto che va intorno alle voci e alle corde degli strumenti musicali. Ho detto seconda annualità, ma ha già una sua bella struttura profonda, perché viene da un'esperienza di altre iniziative che in tanti anni avete organizzato con Beppe. Sì, assolutamente, e viene assolutamente, prima di tutto dall'esperienza proprio musicale che condividiamo insieme come duo musicale, tant'è che appunto noi già rappresentiamo le voci e le corde insieme, quindi è stata poi una naturale propagazione avere poi grazie alla possibilità appunto di realizzarlo, questo festival con questo tipo di connotazione per cercare anche di contraddistinguerlo con una sua specificità nel panorama dei tanti festival dedicati alle musiche del mondo di fatto, e poi comunque anche dalle esperienze a livello organizzativo, Beppe con il Festival Animas per esempio, uno degli ultimi progetti, o io con le Arpe del Mondo, quindi insomma abbiamo messo insieme questo tipo anche di conoscenze e di abilità. L'anno scorso siamo partiti sempre con la Sardegna al centro del progetto e che si apriva alle culture del Mediterraneo, si metteva in dialogo con loro. Quest'anno abbiamo ampliato nella programmazione di questo biennio a altre realtà al di fuori, molto più ampie a livello internazionale. Infatti parleremo poi con Beppe, che incontreremo più tardi, quando andremo, ci sposteremo a Cagliari con il vostro concerto che avete tenuto al T-Hotel, parleremo proprio anche di questa influenza, questo sguardo lungo che avete dato insomma, verso altri luoghi del mondo, soprattutto quella parte orientale dove Beppe insomma, ha avuto occasione di studiarne quelle tecniche vocali e riproporle insomma, nella vostra versione ben consolidata. A noi piace molto questo progetto, infatti siamo molto grati a Raul e Beppe di averci insomma, permesso di entrare in qualche modo a scrutare, magari non tutte le iniziative perché sono veramente tantissime. Interessante anche un altro aspetto legato sempre alle bogues e alle corde vocali in questo caso, che avete scelto diverse tipologie, diverse espressioni del nostro patrimonio e del patrimonio universale più in generale, cioè i canti monodici ma anche quelle polifonie arcaiche come il canto a tenore, le polifonie del canto a tagia di tempio e poi naturalmente, come vedremo nella seconda parte, anche quell'utilizzo così particolare delle corde vocali di Beppe De Tori nel vostro concerto. Sì, questo poi è un aspetto che sicuramente ti saprà meglio raccontare Beppe. Per quanto mi riguarda è il frutto invece poi dell'incontro, del meraviglioso stupore e incontro che ho avuto io da continentale venendo in Sardegna, conoscendo questo incredibile bagaglio culturale, ma al di là di quello proprio storico, ma proprio quello musicale e specificamente proprio sulla vocalità, quindi il mio stupore è in apertura ad ascoltare queste declinazioni diverse della vocalità sarda e la possibilità di invitare poi artisti che nell'arco di questi anni abbiamo potuto conoscere, incontrare, diventare amici, collaborare molto spesso anche nella dimensione live, come in questo caso io e Temune Ramune Loco e Biti, con cui abbiamo suonato sia dal vivo ma anche nei nostri dischi, o lo stesso coro Gabriel. Ecco, allora entriamo subito dunque nella musica, in questa parte del progetto, questa piccola parte del progetto, proprio con i tenori Raimundo e Locco di Bitti, che sono molto importanti anche per tutto il patrimonio del canto a quattro parti, anche perché loro hanno contribuito
contribuito non poco, esattamente 20 anni fa, perché nel 2005, quando l'UNESCO ha riconosciuto questo patrimonio immateriale per tutta l'umanità, che è diventato insomma un grande orgoglio per noi, e i tenore Raimundo e Locu con Daniele Cossellu, insomma con le relazioni con Peter Gabriel a proposito della world music, hanno fatto sì insomma, che si potesse in qualche modo portare avanti questo progetto di riconoscimento UNESCO. Per cui noi avremo soltanto una piccola parte del loro concerto, ne estrapoleremo insomma, alcuni passaggi e quindi entriamo insomma, dentro la musica del tenore, dentro il canto del tenore Raimundo e Locu di Bitti, e grazie a Raul per insomma, tutta la possibilità che ci avete offerto di entrare dentro Bogues e Cordas. Venir dell'oceano violento, correr de asa saba, asa per malasana. Sopra los astros de su firmamento. Brodare a Venus bella uno contento e se ferro che dia penetrare. Non di ambare ramire frenare muraglia al de massiccio de amante. Caramante, obbligata e teso a lacrimare. Caramante, obbligata e teso a lacrimare. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, delirar fiolinos en mandolán, divinas
Insomma, lasciamo il canto a tenore e torniamo per raccontarvi altre cose, altre preziosità, insomma, di Bogues e Cordas. Intanto il canto a chitarra, ecco, questo è un altro dei nostri patrimoni. Il canto a chitarra in questa occasione, insomma, uno dei grandi protagonisti di questo mondo del canto a chitarra, che in questa situazione così particolare del Festival di Bogues e Cordas si accompagna addirittura con la chitarra, e questo è uno degli elementi particolarmente interessanti, cioè che l'artista, il cantatore diventa anche musicista e allo stesso tempo, insomma, questa straordinaria relazione proprio totale con il suo mondo. E quindi Emanuele Bazzoni, una delle voci più apprezzate e più interessanti del panorama del canto a chitarra, del canto quello che noi chiamiamo del logudoro, insomma, ci fa entrare in qualche modo nel suo mondo solo con alcuni frammenti. Noi registreremo soltanto una piccola parte della sua performance e quindi ce la godiamo insieme e poi torniamo per la parte conclusiva. Diletta
i data Teresa può che salutare a minore se manno con vera In apertura abbiamo parlato proprio con Raul Moretti, uno dei due direttori artistici e di attori di questo progetto, proprio di questo doppio registro con le proposte musicali, con i canti monodici, i canti della polifonia arcaica, insomma questa bella relazione insomma, con i patrimoni della nostra isola. E questa volta andiamo in Gallura col coro intitolato insomma, a questo grande studioso, compositore, musicista Gavino Gabriel, che quando ancora come dire, la etnomusicologia non si studiava nelle università, lui faceva proprio questo tipo di ricerca per farci conoscere profondamente insomma, questi canti del nord della nostra isola, in particolare appunto dell'area della Gallura. E il coro intitolato proprio a Gavino Gabriel in questa formazione sia soltanto vocale che con l'ausilio spesso anche della cetara, un altro dei cordofoni, per ritornare un po' al progetto Bogues e Cordas, che in qualche circostanza accompagna sia il gruppo, il coro al completo, sia la voce di Marco Montoni. Anche in questa circostanza noi avremo occasione insomma, di estrapolare alcuni passaggi della loro performance, e quindi queste voci così particolari dei tajadori del canto a Taja della Gallura con i nostri amici del coro Gabriel appunto di Tempio Pausania. Dolci come la dina scendi in mari, a te giaponi di la veda strana. Quando la stella mattutina appari dall'oriente, ecco la tua compagna. L'occhi tuoi ridenti sono rari, palchini sciubidesa ti di terreni sei la dea dalla toccare mandi gli spiragli cavalli gli sireni in fondo dea
cantu sapeda, cantu ride e cagli, chi t'amaca da mano a videa.
proseguiamo insomma il nostro viaggio di Harmonias in viaggio, e che si divide in questa puntata speciale tra Sassari e Cagliari. Infatti adesso torniamo a Cagliari con Beppe Dettori, protagonista. Intanto protagonista, ma soprattutto una delle due anime più profonde che hanno ideato e gestito anche dal punto di vista artistico il progetto Bogues e Cordas, che solo alla seconda edizione però insomma ha una sua bella struttura internazionale come parterre. È bello anche questa vostra vocazione di stare nel territorio, un po' in tutti i luoghi importanti della nostra regione. Beh, certo, come ti avrà sicuramente detto anche il mio compare, nonché co-direttore artistico, è la nostra estensione di quello che facciamo noi live, ormai da più di 10 anni. L'abbiamo voluto anche condividere con i musicisti che, diciamo, hanno a che fare con le corde come noi, sia vocali che strumentali. Beppe, adesso noi vedremo almeno una parte insomma, del concerto in questa bella location della terrazza del T-Hotel, in una formazione che ormai avete ben consolidato, in duo con Raul Moretti, sempre il discorso di Bogues e Cordas, cioè certo, perché le corde, i cordofoni, quindi la chitarra tua, l'arpa di Raul e l'apparato fonatorio, quindi le tue corde vocali. Raccontaci un po', perché mi piace ritornare insomma, al tuo lungo progetto musicale che nasce molti anni fa con Capaianca, quindi un legame stretto con la tua terra e poi la tua evoluzione musicale, tanti progetti, Tazenda e infine insomma, questo ritorno alle tue passioni, anche con questa come dire, citazione e dedica a Maria, ma con questo intreccio di corde con Raul andate appunto veramente in giro per il mondo, con i tuoi effetti che richiamano l'Oriente, si va di nuovo in Mongolia. Insomma, è un progetto veramente profondo, ben pensato e ormai a radici belle solide. Diciamo che in 10 anni con Raul abbiamo consolidato una nostra cifra stilistica, no? Quindi qualunque brano prendiamo, che sia dal genere pop o tradizionale o folk o addirittura jazz, lo portiamo nel nostro mondo sonoro. C'è l'arpa che porta l'animo delle persone che ascoltano in una certa atmosfera. Io che sono il guastatore con la chitarra, che cerco di dare un po' più di ritmo al pad sonoro che viene creato da Raul, e poi la voce è soltanto un altro mezzo in più che può fungere sia da linea melodica ma anch'esso da pad sonoro, e quindi lì è terreno fertile per tutte le diplofonie, multifonie, pad sonori che si legano all'arpa. Moltissime volte io stacco le mani dalla chitarra e lascio Raul e poi mi rinnesto creando quelle dinamiche necessarie per non avere sempre lo stesso monolito sonoro che potrebbe magari portare anche a noia a chi ascolta. Ecco. E allora, cari amici, entriamo nell'universo sonoro del duo con Beppe Dettori e Raul Moretti all'interno del progetto Bogues e Cordas e in questo spazio molto bello della terrazza del T-Hotel. Vediamolo insieme. Istasà mamma sovrana de lagrima imprendada a pede s'arrughe su che nasce vista lughe e molzende in abbandono de ombra il velo sia de Gesù santo Cireneo
ardore si abrenda consumendimi indisito rollesse con solo arrughe le suolo una lasai sambenada mistica culumba Berrini sadumba pro su corpo in ghirlanda s'anima de gloria Hay mariposas que se anidan en tu canto. El sueño llega con la ilusión silente. No hay espacio nocturno que no acoja tu luz. Para inventar de nuevo, sin restricción, el universo infinito. 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 Ánimas que violas e ogue, pinzas o que non giughe, arcana sapiesa, terra che ne malesa,
mare che lunghezza ne sa, arcana sapienza, terra che ne malesa, mare che lunghezza ne sa. Mirada y no mires de perra y espérate zitto populoso impacca d'armonia la certezza singhelata sogno da pizzeria la pesca segnalata. Anima spona. Ánimas que viola se ahogue, finza su che lo giughe, olende cantante, brincante sperante, dai sarveschi da segnalata. Ánimas, olende cantante, dai sarveschi da segnalata. Anima, la cerveza stingelata. Anima spona. Femmina esa mirada que no vienes de pedras, espérate zitto, populoso impacca d'armonia, da cerveschi da segnalata, ma sogno da pizzini, da cerveschi da segnalata. Anima buona, anima, dalla pesca singelata, dalla pesca singelata, anima buona, bucala he, bucala ha, bucala he, bucala ha, su mayo. Yoko, we are shaking the tree. Suyoko, we are shaking the tree. We are shaking the tree. We are shaking the tree. Shaking the tree.
canta triste lume cori, lo mancame me marito, pali falsi traditori, 3 anni che la chiù bandito. Tirando pali montagna, pali sono falsi compagni. Mantunetto, Mantunetto, tutto il mondo si lagna, dico li ammetto molto, i banditi in la montagna. Io li ammetto molto, i banditi in la montagna. Cara mamma, mamma mia, non ti lupita a cori, sì, sto occupa le montagne, no, sto occupa di sonori. Sì, sto occupa le montagne, no, sto occupa di sonori. Non l'ascolti, non l'intendi, i voci di dolori, vedi che me mancanti, beni amori, vita e cori. Vedi che me mancanti, beni amori, vita e cori. Bene amore, vita e cori. Deus te salve Maria, chi sei de grazia piena, de grazia esa pena, esa
De gracias esa vena, esa corrente. E con amore vos saludo, besos míos, hermenticados, ca tanto risos regalado. Hoy me dorrana, hoy me dorrana in visione. Forse già troppo lontano, ma ancora poche. Los besos de ida mía, los besos de ida mía. Ei, lamento del abbandono, un fiore profumato, cervecita. Zamboza deotana, deotana, zamboza deotana, deotana, zamboza deotana, deotana, zamboza deotana sorriende, la vita oltre il diavolo qualche gente, tentiassi per rogare il tempo ai denti, zamboza deotana, deotana, zamboza deotana sorriende, zamboza deotana sorriende, yo yo. Se t'attende, comare se t'attende, se t'attende, comare se t'attende, se t'attende, comare se t'attende, se troppita. In una notte manna, in una notte manna, 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 in una notte manna, 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 manna,
Natale, in una notte manna di Natale. Ah, che no tiro, che no tiro, che no tiro, che no tiro. Sora che no tiro, che no tiro, che no tiro, che no tira, che no tira, che no tiro. Sora che no tiro, che no tiro, che no tiro, freno mai. Sora che no tiro, 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 che no tiro. Sora che no tiro, 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 che no tiro. Con aquí no tiro. Sora che no tiro, che no tiro, che no tiro, che no tiro, che no tiro. Sora che no tiro, che no tiro. Sora che no tiro, che no tiro, che no tiro. Sora che no tiro, che no tiro, che no tiro. Sora che no tiro, che no tiro. E così anche questa puntata di Armonias si conclude in questa nuova collocazione nel palinsesto del lunedì. Naturalmente io ringrazio molto gli organizzatori del progetto Voces e Cordas, che ci ha dato la possibilità, insomma, di entrare dentro questo mondo musicale così piacevole. Grazie a Beppe Dettori, grazie a Raul Moretti e grazie, insomma, a tutti gli artisti che hanno preso parte a questa puntata. L'appuntamento con voi è come al solito, insomma, la prossima settimana, sempre di lunedì, sempre alle 21 e naturalmente sempre sul 13 di Tele Sardegna.